Con un invito a vivere lo spirito dell'ambito di comunione, il Vescovo ha salutato i fedeli delle parrocchie della zona pastorale di Carasco, riuniti nella celebrazione dell'Eucaristia a San Colombano di Vignale. Ciascuno, per la sua parte, è tenuto a rinvigorire il proprio impegno. Essere in comunione vuol dire stare con Cristo. Allora è bella la visita pastorale, perché al di là di fare delle cose che bisogna pur fare, no? Ma queste cose che si fanno sapendo che è per entrare in comunione con il Signore. Le difficoltà sono comuni a molte diocesi italiane. Le parrocchie non devono sentirsi mortificate, ha spiegato Monsignor Tanasini, ma trarre forza da questa nuova realtà rinvigorendo il cammino comune. È difficile dedicare tempo perché ognuno corre dietro alle proprie cose, è proprio quello che manca, quel tempo che è già poco, in realtà poi con difficoltà lo dedichiamo alla comunità. Le comunità da sole riescono a fare poco sia a livello economico, anche a livello, diciamo, di organizzare dei momenti, quindi è bello che si possa unire le forze ed è ancora una condivisione più forte, ecco. In questa visita pastorale, ha spiegato Monsignor Tanasini nell'omelia, ho chiesto di rinnovare l'annuncio del Vangelo con la propria vita, alle nostre comunità di essere città poste sul monte. Il percorso del Vescovo è stato un invito ad andare al cuore del proprio impegno personale e comunitario. Questo è il cuore e poi il resto va bene, ma allora in questo cuore, che è poter vedere che il Signore ci ama, e che la Chiesa è il luogo nel quale questa comunione di amore tra la Trinità e la sua Chiesa e noi si fa concreta. E il Vescovo è stato questa concretezza per noi di questo amore che nuovamente ci è stato rinnovato.